Io mi sono trovato a diventare presidente regionale Veneto 5 anni fa. La mia esperienza finirà fra 3 anni, quindi perché il mandato dura 4 anni, poi sono stato rinominato e riconfermato presidente regionale. Questa esperienza mi ha coinvolto sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. A livello professionale il mio compito è quello di coordinare le varie province, i vari presidenti provinciali, creare sinergie tra loro, in particolare fare da ponte tra le esigenze dei territori e con il nazionale, con la direzione nazionale, dove si discute di politica, dove si affrontano le varie tematiche, sia dal punto di vista politico, e là il cuore della federazione, quello è il cuore della federazione, sia dal punto di vista pratico, che dobbiamo capire le varie necessità fornendo le risposte ai vari territori, fornendo servizi, fornendo strumenti, formazione ad alto livello per agevolare il nostro lavoro e permettere all'agente immobiliare FIAIP di essere un vero professionista del settore. Dal punto di vista umano, invece, conosci le persone, ti avvicini alle persone, non le vedi più soltanto come dei colleghi, non è più soltanto un rapporto di lavoro staccato, e questo per me è stato un arricchire la mia persona. Non è stato sempre molto facile il percorso, ci sono stati momenti anche difficili, che ho dovuto prendere delle decisioni da solo, ti trovi a volte da solo a prendere decisioni importanti, ma credo che tutte le cose siano state dei tasselli che ti aiutano, mi hanno aiutato a crescere sia come persona che come professionista nel lavoro, e ho capito che a volte per crescere devi anche essere disposto tu a cambiare in qualche cosa. E devo dire che a livello così proprio di lavoro pratico, i primi 4 anni sono stati un po' difficili, ma adesso ho dei colleghi, parlando dei presidenti provinciali con i loro consigli, che sono veramente, per quanto mi riguarda, bravi. Il mio lavoro è diventato molto più leggero. Sono non solo colleghi, ma sono diventati amici, quindi c'è sinergia tra loro, si capiscono, sono disposti a scendere a compromessi, e pertanto il lavoro è molto più facile. Questo per dare un servizio sempre migliore ai nostri associati veneti, ai nostri colleghi veneti, perché questo possa tramutarsi proprio in un servizio migliore anche ai nostri clienti esterni. Noi diciamo sempre che lavoriamo sì per noi stessi, ma lavoriamo per aiutare e realizzare i desideri delle persone. A volte sono desideri importanti, sempre di vita, entriamo nelle case delle famiglie, entriamo nella loro privacy, a volte dobbiamo ascoltare anche quello che loro ci dicono, quindi dobbiamo unire la professionalità, cercando di capire anche quali sono le esigenze proprio dei clienti. E non è un lavoro sempre così facile, però è un bel lavoro.